Ci sono state due equip, cioè due interventi distinti con delle equip che hanno lavorato insieme? Beh, è un lavoro corale di tantissime persone, 9 chirurghi della mia equip che si sono alternati al tavolo, 6-7 anestesisti, Quanto è durato? 15 ore di intervento. Il primo intervento è finito alle 2 di notte, il secondo intervento più breve in mini invasività, in tecnica laparoscopica, e quindi solo 6 ore, ma certo, come dire, coacervo di tante professionalità. Io devo citare gli infermieri bravissimi, gli anestesisti, i radiologi e anche l'Istituto Oncologico Veneto, che è il gruppo di oncologi che prepara i pazienti, perché poi questi pazienti devono fare chemioterapia, prima e probabilmente anche dopo il trapianto. Abbiamo un filmato che illustra, forse con qualche dettaglio in più. Sì, si vede bene il fegato tempestato di metastasi. Il primo intervento, quello di 15 ore, ha previsto intanto di fare spazio nella cavità addominale. Abbiamo tagliato metà del fegato, il fegato di sinistra, per creare lo spazio e avere i vasi su cui poi suturare il nuovo organo. A sinistra vedete il donatore, intervento molto piccolo, quasi in mini invasività, il paziente è andato a casa in 7 giorni, ha ripreso completamente la sua funzione, il fegato è rigenerato, ha donato questi 350 grammi di fegato che sono stati suturati tecniche molto complesse. 15 ore, pensate, la ricostruzione dell'arteria è durata 2 ore e mezzo, un'arteria inferiore al millimetro con tecnica microchirurgica. E questo è il tempo che passa, ci sono voluti 15 giorni perché il fegato, devo dire brevissimo tempo, recuperasse volumetricamente. Lo abbiamo studiato, abbiamo capito che era funzionalmente adeguato a sostenere la vita e quindi in laparoscopia, cioè con questi buchetti, abbiamo fatto l'epatectomia destra, cioè la rimozione dell'altro 1,5 kg di fegato ammalato che era rimasto. Ecco, nel periodo in cui le due sezioni di fegato, ci chiedevamo con Franco, hanno convissuto, cioè quella malata e quella donata sana, ecco, non c'è rischio che la malattia si diffonda dall'organo malato? Sì, una domanda intelligente, ovviamente questo rischio c'è, però le due vascolarizzazioni, cioè il flusso di sangue è completamente separato tra i due emisistemi, quindi in qualche modo il fegato ammalato è più in contatto con il polmone e con il resto dell'organismo che non con il suo fratello nuovo che è arrivato dal donatore. Abbiamo fatto la valutazione delle cellule circolanti e non c'erano cellule tumorali circolanti. Questo ci fa ben sperare che non ci sia una contaminazione. Guardate, c'è un enorme lavoro di ricerca, di biologia molecolare sui biomateriali che vengono da questo intervento, perché il vero futuro è la medicina di precisione, cioè individuare quali sono i pazienti che hanno la vera indicazione. Come sta questo 47enne operato adesso? Sta incredibilmente bene, è ripreso a lavorare, che per noi è la soddisfazione migliore. Quando un paziente trapiantato riprende a lavorare vuol dire che ha ripreso completamente la sua funzione. Farà i controlli dei trapiantati mensilmente, poi ogni 3 mesi e poi ogni anno. Ecco, che cosa possiamo dire a questo punto a tutti i malati che magari ci stanno guardando e che una volta saputo di questo intervento vorrebbero in qualche maniera farlo anche loro? E questa è una terapia pilota, sperimentale, è un caso pionieristico, non potremo offrirlo a tutti oggi, però c'è in fondo al tunnel, io credo, una luce, perché quando fra 12-24 mesi verranno i dati definitivi degli studi internazionali, Padova è coinvolta in questo, e ci diranno qual è il ruolo del trapianto di fegato per i pazienti con tumore metastatico da colon, e beh, lì ci sarà una richiesta di salute enorme, verranno a chiederci il trapianto e noi saremo pronti, io spero, con questa tecnica consolidata, perché fare innovazione in Italia e non aspettare che la facciano fuori permette agli italiani di non aspettare il tempo che queste innovazioni diventi routine. Su questo siamo impegnati davvero con tutto il cuore. Complimenti, grazie di essere venuto qui, grazie al professor Roberto Cillo, adesso Antonio Averini.